Allora, dottor Sascia, mi sembra che ormai questo sia un appuntamento ricorrente, mi sembra che comunque, a parte la scarsa presenza di pescatori, sia comunque un appuntamento seguito, apprendiamo sempre notizie importanti relativamente al nostro ambiente, al nostro territorio. Una sintesi di oggi. La sintesi: noi abbiamo fatto un campionamento con la collaborazione dei pescatori la scorsa settimana, sono stati 3 giorni di mare, 21 stazioni in Veneto che sono state monitorate, quindi nelle acque territoriali marine della regione Veneto fino a una distanza di 18 miglia dalla costa all'incirca, e abbiamo comparato i risultati di quest'anno con i campionamenti analoghi fatti nello stesso periodo nel 2012 e nel 2013. La situazione che abbiamo osservato è questa: da un lato c'è una salinità minore e una temperatura maggiore sul fondo, soprattutto nella zona prospiciente al Po, e questo è causato dall'apporto fluviale maggiore legato alle piogge, è un po' di cambiamenti, diciamo, nella struttura oceanografica dell'acqua. Rispetto alle catture, la cosa più importante che abbiamo osservato sono dei livelli di catture di specie commerciali in totale simili rispetto a quelle dello scorso anno. Osserviamo una riduzione della triglia di fango, un aumento di seppia, di polpo e di canocchia, e confermato il fatto che, come lo scorso anno, non sono stati osservati sostanzialmente la presenza di moli, o comunque presenza molto scarsa, e buona anche le catture tutto sommato rispetto allo scorso anno per quello che riguarda il calamaro. Ora sostanzialmente questa è l'immagine che abbiamo. In sintesi, è un aspetto più positivo o più negativo rispetto all'anno prima ancora? Perché io ricordo che l'anno prima ancora già... Allora, diciamo che rispetto al 2012 siamo su livelli che in questo momento definiremo relativamente simili, riduzione di qualche specie, compensazione un po' di altre, soprattutto i molluschi cefalopodi sono aumentati. Soprattutto i molluschi cefalopodi sono aumentati, quindi polpi, calamari e seppie. Direi siamo sul livello dello scorso anno, meno comunque del 2012, nel senso che non c'è una ripresa rispetto a quanto avevamo osservato nel 2012, dove le quantità erano sicuramente maggiori. Ora noi ovviamente ci aspettiamo che, visto le caratteristiche climatiche di queste acque più dolci nella zona più costiera, sia possibile che una parte degli organismi siano ancora concentrati in quella zona per alimentarsi. E il segnale che osserviamo è anche che gli organismi sono, come taglie, più grandi rispetto allo scorso anno, quindi probabilmente c'è stato un anticipo della stagione riproduttiva, e l'apporto fluviale ha fornito una maggiore disponibilità di cibo, e quindi questo ha fatto sì che la crescita, unitamente alle temperature un po' più alte, sia stata migliore. Quindi questo potrebbe tradursi quantomeno in una pezzatura maggiore del prodotto, quindi speriamo anche in un prodotto che abbia un valore maggiore al mercato. Senti, ma questi indizi, che così noi li chiamiamo indizi, di tutti questi avvistamenti non sono delfini, sono tursiopi, più tartarughe, e anche le razze, anche ieri c'erano video che girano postati delle razze in laguna, e tutta una presenza, cioè, sembra una presenza maggiore di fauna rispetto... Io direi che sembrano forse più legati a, come dire, spostamenti legati un po' dai cambiamenti meteoclimatici sostanzialmente, e l'evidenza che noi abbiamo è che comunque sono presenti diversi tursiopi, ci sono cose ormai stanziali qua, sì, ci sono delle popolazioni stanziali, quindi erano anni e anni che non succedeva, quindi se ci sono... No, in realtà forse c'erano, sì, ma forse non era comunicato molto bene questo fatto. Anche la presenza di tartarughe è comunque, come dire, una costante, non sono stanziali, vengono qua per alimentarsi alcune di queste specie. Rispetto alle razze, la presenza in laguna sì è molto meno frequente, quindi sotto un certo punto di vista diciamolo aneddoticamente eccezionale. In generale le razze e gli squali sono le specie che hanno subito il declino maggiore negli ultimi 50-60 anni, quindi, come dire, il loro quadro non è che sia migliore per il fatto che ci sono degli avvistamenti, almeno queste sono le evidenze che noi abbiamo. Vabbè, grazie, insomma, comunque è positivo il fatto che ci siano questi incontri, che si possano... Certo, sicuramente è necessario fare in modo di poter condividere di più
come dire, i nostri risultati con il mondo della pesca. C'erano sì diversi pescatori, rappresentanti di associazioni, però è chiaro che una marineria consistente come quella di Chioggia deve essere interessata da anche un maggiore sforzo comunicativo, e allo stesso modo forse è vero che c'è una disabitudine da parte dei pescatori a partecipare a determinati incontri, e quindi forse bisogna trovare un modo per comunicare di più, quindi anche, voglio dire, il vostro blog è un modo per comunicare. Grazie, grazie. Ciao, buona giornata, grazie. Quando ci sono questi incontri, magari quando ce ne sono degli altri, anche non essere neanche considerato. Allora, probabilmente è bene mettere le caselle a posto. Allora, competenze comune di Chioggia sulla pesca non c'è meno di zero, ma diciamo zero. Ma non è che, questo ce lo dobbiamo dire tranquillamente e francamente, non è che lo Stato italiano, e mi riferisco in particolar modo al Ministero dell'Agricoltura e diciamo della Pesca, e con la pesca nazionale, questa è la mia opinione, che la dico pubblicamente, la pesca non è nei sogni del nostro Ministero, non è nei sogni del nostro Ministero, io lo dico. Io non sono d'accordo e ringrazio dell'acqua della prima parte per il lavoro che hai riconosciuto, ma che ricambio ovviamente si ha aiutato in questa fase, però non sono d'accordo quando si dice che la pesca, soprattutto nelle prime caselline, parlo comune, parlo della regione, non è tenuta in considerazione. Ecco, non è che la regione che oggi governa il nostro territorio, cioè la politica che oggi governa la regione, mi sia amica sotto il profilo politico, però quando c'è da dire la verità si dice la verità. Mai come in questi 3 anni io con la regione ho collaborato benissimo, sono stato coinvolto, siete stati coinvolti, ci sono state fatte riunioni di unità di crisi proprio per, come diceva giustamente, mi faceva notare bene Otello, la regione è stata proattiva, non è stata reattiva. Sono belle queste 2 parole, no? Essere reattivi vuol dire star fermi e aspettare che qualcuno si muova, e sulla base di come si muove uno reagisce. No, Comune di Chioggia insieme a voi e Regione è stata proattiva. Poi è chiaro che dipende dalle funzioni che ognuno e dai compiti istituzionali che uno ha. Per cui ecco, va benissimo la provocazione, perché la provocazione ci può anche stare. La ricerca è la base, sai, del futuro e del nostro intendimento anche politico. In apertura io che cos'è che ho detto? Ho detto per fortuna che c'è la ricerca che è unita alla vostra esperienza, perché è importante, perché voi probabilmente con il microscopio sapete fare poco, però magari anche con la mano a peso voi sapete dire con l'occhiata dell'acqua se è torbida o meno torbida, siete in grado di dire se c'è o non c'è pesce e quanta acqua c'è in quel punto preciso. Per cui è importante intersecare queste 2 cose, però è giusto dare le responsabilità che si ha. Allora, anche sulla questione mi dispiace che è andato via Tenne, perché già per 4 volte della solfa della Croazia, della Slovenia. Allora, scientificamente è stato detto in maniera chiara, qua viene a svernare, come si dice, il pesce e lì va, e in Croazia va, cioè sono 2 momenti diversi, di lì sono grandi e di qua sono piccoli. Quando sono piccoli non bisogna pescarli, ecco che bisogna star fermi. Cioè io che non capisco niente, che sono uno che fa un po' di finanza, perché sono un bancario, ho capito questo. E mi sembra che sia un po' questa, no? Perché ho chiesto, ma è così che hai detto? Ma ha detto sì, è così, vuol dire se ho capito io, probabilmente capisce il mondo dell'umanità. Allora, nel momento in cui c'è un fermo pesce, è chiaro che se invece di 1 mese ne fai 6, probabilmente il pesce cresce, probabilmente il pesce lo troviamo. Mi sembra talmente logico e corretta la fermata, c'è arrabbiata l'assessore, no, 10 volate alla porta. Ecco, quindi per dire che dipende anche dalle risorse, dipende anche pensate un po' voi all'indotto che voi pur nella minima parte di intervento, perché chiedevo prima, mi dispiace che è andato via non Dennis ma quello del Baldini del mercato ittico, perché alcuni dati li avete dati voi, io ne ho leggermente diversi a proposito di quanto pesce nostrato c'è e di quanto pesce da fuori c'è. Quando parlo fresco da fuori, non fresco congelato da fuori, perché ci sono tutte le varie tipologie, quindi anche questo insomma siamo riusciti ad imparare. Quindi entrare nel merito, anche di dire ma quanto c'è di pesce fresco fatto 100 all'interno del nostro mercato ittico? Ed è vero, com'è che funziona il nostro mercato ittico in funzione alla produzione del pesce fresco? Avevamo detto di fare 2 assi, quelli di pesce fresco, quelli del pesce, qualche tempo fa, abbiamo provato a fare, non va bene perché la stessa detta dei pescatori, perché forse è meglio non fare così ma fare un'unica asta,
riprendiamo lo stesso discorso delle Duazzi come si era detto qualche tempo fa, oppure è meglio modificare la tipologia della viaggio, anziché all'Oriente fare forse qualcos'altro, perché qualche anno è passato rispetto alla preistoria. Quindi ecco, parlare di questi temi, io sono disponibile, ma ci mancherebbe, come dice qua c'è l'assessore, io ho il compito di accompagnare laddove c'è la possibilità di farlo, per quanto è la mia competenza ed esclusivamente di ordine non tecnico ma politico, per sostenervi ai vari livelli provinciali, lagune interne, livelli regionali, nazionali e europei per quanto riguarda il mare. Qualche giorno fa con Elio ci siamo sentiti, è venuto un importante rappresentante della comunità europea Chioggia, cioè quindi Chioggia è vista anche come momento importante della pesca italiana. Un'altra battuta, voi sapete che lo strascico nel mare Adriatico ci sono 80 imbarcazioni, praticamente il 99% è Chioggia. È un dato rapido, no? Significativo, rampone, cioè è un dato significativo anche a proposito di catture e di riduzione dello sforzo della pesca. Quindi parlare di queste importanti figure europee penso sia proprio la sede opportuna, il momento opportuno per segnalare questo tipo di difficoltà. È chiaro che se noi non peschiamo la Croazia e la Croazia pesca, il giorno dopo ci troviamo in qua. Lo trovo un dato commercialmente normale, come se non dovessero pescare loro, come se avessero difficoltà loro di pesca per una serie di motivi loro interni. È chiaro che se noi avessimo pesce fresco potremmo andare tranquillamente a commercializzare l'acqua. Questa si chiama libera concorrenza, come è stato detto prima da Ciasca. Non si fa dal contro. È chiaro che però se la comunità europea ci dice occhio perché il pesce sta diminuendo, occhio, salvaguardate la risorsa idrica attraverso quali strumenti? Attraverso lo strumento della riduzione del sforzo della pesca, dove ci sono dei finanziamenti, e quindi uno cambia mestiere in funzione ai finanziamenti che riceve, oppure sempre nel mondo idrico si adatta a un mestiere simile. Quando noi abbiamo fatto la battaglia, io mi ha aiutato la regione anche e parte di quelli che sono qui in sala a proposito del latterino. Vi ricordate, stiamo ancora oggi andando avanti su quella vicenda, 3 anni che io ci sto dietro sulla pesca del latterino entro le 3 miglia, però io quando mi rivolgo ai ricercatori gli dico ma da quando non si pesca più da entro le 3 miglia com'è? È chiaro che c'è più pesce, è chiaro che gli autonotteri che crescono, si riproducono e il mare è pescoso. E allora delle due una, no? Mi dice occhio, perché? Perché l'acquavella è un pesce che d'inverno, abbiamo detto, i pesci dalla costa vanno via e tu d'inverno pesci l'acquavella entro le 3 miglia. Ecco il motivo per il quale noi abbiamo sostenuto la ricerca. Quindi voi capite che altro che il comune di Stadielli, io vi ho detto 3 cose perché il comune è presente insieme a voi, è che voi, e rivolgo a te, non perché tu dall'acqua sei molto sensibile e le tematiche le poni a questi tavoli che è giusto porre magari sotto altra forma, magari sui tavoli politici è meglio, ma tra le criticità che prima lo scienziato segnalava nelle slide, ha visto quali sono 3 sono tutti di conflittualità, guarda caso, no? Tra attività, tra pescatori, tra imbarcazioni, no? Tipo di entro, oltre, tra, le miglia. E quindi tutta questa formula che cos'è che ci dice? Ci dice probabilmente c'è bisogno di partire sì da una concertazione, ma partendo prima dai pescatori stessi. E dopo questo il messaggio che mi sento oggi di lasciare come amministrazione comunale, ovviamente mettendovi sempre a disposizione come penso lo sia sempre, ecco, però sottolineando quella disponibilità che mi sento so che anche dall'acqua non intendeva dire che la regione non fa niente, anzi, però ecco, esaltare il ruolo della regione in questa fase è molto ma molto vicina, perché vi dico questo a proposito dei rifiuti. Non è mai capitato che un dirigente mi chiami e mi dica, siccome c'è la necessità di avere la concessione del punta port per fare questo benedetto, questa benedetta zona di rifiuti, sono qua a disposizione, se vuole chiamare l'agenzia rimane sempre, un dirigente della regione che mi dica così, più proattivo di questo, mi sembra che non esista. Grazie. No, io credo
state definite una modalità, si poteva fare in due modi, però è stato definito una serie di ragioni una modalità di monitoraggio per avere il corso della situazione, e quindi secondo noi è importante che quindi questo non sia definito proprio il programma statale, per cui speriamo di trovare fonti per continuare su questa sede storica, magari la regione, visto che l'abbiamo anche geograficamente, come avete notato, corrisponde alle altre regionali, non sarebbe male appunto che la regione facesse entrare qualche programma. Poi voglio ringraziare ovviamente tutti quanti quelli che hanno collaborato a questa cosa, in particolare Laura, Camilla, Marco, Emma, India, Gianluca, che vabbè, poi anche altri, tutti effettivamente, come non so se avete capito, ma c'è bisogno di tutte le attività di cambiamento in mare, come ha visto Pedro e semplice, però c'è tutta una fase di lavorazione sulla terra intensa. E l'ultima cosa, possiamo andare a vedere un aperitivo al wine benissimo, no? Come si chiama? Allora Elio, mi sembra che questo ormai sia un appuntamento ricorrente, importante per sapere un po' lo stato dell'arte del mare, no? Della pesca. Sì, ben vengano questi incontri, perché come ho ripetuto prima e lo ripeto anche adesso, ben venga la ricerca, perché io dico sempre, senza la ricerca non si può andare avanti. Purtroppo con tutta questa burocrazia che c'è e che ci hanno messo, noi dobbiamo avere a disposizione la ricerca deve essere a disposizione nostra. Per tutte queste leggi europee che ci hanno messo, che andremo ancora a ribadire, a dibattere, tutto quello che può essere, ben venga adesso questo progetto pilota che ci ha portato, sembra quasi a termine, delle immondizie, del recupero in mare delle immondizie, che insieme all'amministrazione comunale e sempre insieme alla ricerca stiamo finendo di organizzare, e sembra che siamo alla fine. E cosa ti posso dire di più? Mi dispiace non vedere sempre i miei compaesani, non compaesani, i miei compaesani, solo dire i miei pescatori a queste riunioni qua, perché ci vuole veramente la massa di tutti, essere tutti qua quando ci sono queste riunioni qua, perché è una cosa importante per tutti. E poi cosa ti posso dire ancora, Andrea? Spero, perché tra poco riprendiamo il mare. Lunedì ricominciate a pescare, no? Esatto, lunedì ricominciamo il mare con delle nuove regole. Vediamo queste nuove regole se hanno portato o miglioramenti o peggioramenti, perché quando si mette una regola non è mai migliorativa e neanche mai peggiorativa, bisogna affrontarla e vedere, provarla, e dopo trarremo conclusioni di quello che sarà. Grazie, prego.